ore 7. Io di le... GR1. Esplosione durante uno sgombero vicino a Verona, muoiono 3 carabinieri, feriti altri militari, agenti di polizia e vigili del fuoco. Il ministro Piantedosi, bilancio drammatico, fermate 2 persone. Un giorno storico per Gaza, firmata la pace a Sharm el Sheikh, Trump 3.000 anni per arrivare fin qui, a casa i 20 ostaggi israeliani ancora vivi liberati detenuti palestinesi. Giorgia Meloni al summit, Italia pronta a fare la sua parte, più vicino il riconoscimento della Palestina. La Toscana resta al centro-sinistra, Gianni confermato presidente della regione, ampio margine sullo sfidante del centrodestra Tomasi, forte calo dell'affluenza. Calcio, Udine blindata, attende stasera Italia e Israele una vittoria per garantirsi i playoff mondiali. Buongiorno da Salvatore Sabatino, edizione che apriamo dunque con l'esplosione in un casolare della provincia di Verona. Il bilancio, lo avete sentito nei titoli, è pesantissimo. Qui accanto a me c'è Giuseppe Lisi. Sì, le notizie sono ancora scarne perché tutto sarebbe avvenuto poche ore fa, intorno alle 3 di notte a Casteldazzano in provincia di Verona. 3 carabinieri, come avete sentito, sono morti in un'esplosione avvenuta in un casolare. L'edificio di 2 piani è crollato, ci sarebbero 4 dispersi e 13 feriti. Secondo quanto emerso finora, carabinieri e polizia stavano eseguendo un'operazione congiunta di sgombero di questo casolare. Quando però le forze dell'ordine sono entrate nell'edificio c'è stato lo scoppio. In pochi attimi tutto si è sbriciolato. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c'è stato nulla da fare. Il casolare sembra essere stato occupato da una famiglia composta da 3 persone. Una donna è rimasta ferita, ma sarebbe stata proprio lei ad innescare l'esplosione. È stata fermata insieme ad un uomo. Si tratta di 2 fratelli di circa 60 anni. Un terzo familiare è fuggito ed è ricercato. La casa in questi minuti è completamente avvolta dalle fiamme. Un carabiniere è stato estratto dalle macerie pochi minuti fa e sulla tragedia è intervenuto su Rai 1 il ministro dell'Interno Piantedosi. Ascoltiamolo. Nel corso di questa operazione, nel momento dell'accesso forzoso fatto all'interno di questo appartamento, i testimoni raccontano che è stato subito sensibile l'odore del gas e qualche istante dopo c'è stata la deflagrazione. Ci sono 3 deceduti, 3 militari dell'Arma dei Carabinieri, quindi un bilancio già terribile, perché è probabile che qualcuno all'interno abbia attivato poi una bombola del gas o comunque l'apertura del gas e abbia creato i presupposti della deflagrazione, perché risulterebbe che le due persone titolari dell'appartamento poi si sono allontanate. C'era una donna che sembra essere ferita. È un bilancio molto doloroso, drammatico, tragico, molto doloroso. In Medio Oriente ora inizia la seconda fase, la più complessa, quella della ricostruzione del futuro governo della striscia di Gaza dopo la giornata storica di ieri culminata con la firma del documento in Egitto. Protagonista è il presidente americano. È un Trump trionfale, quello che si rivolge al mondo da Sharm el Sheikh dopo la firma dell'accordo di pace per il Medio Oriente. È un giorno straordinario, ci sono voluti 3.000 anni, ha affermato il presidente americano, contornato da 27 capi di Stato e di governo. A siglare il documento però solo il presidente egiziano Al-Sisi, il turco Erdogan, il primo ministro del Qatar Attani, mediatori dell'accordo. Ora è il momento della ricostruzione, faremo del Medio Oriente un posto sicuro, ha detto ancora Trump, facendo riferimento alla fase 2 del suo piano, la smilitarizzazione della striscia, la creazione di un governo transitorio a Gaza. Hamas potrebbe svolgere compiti di pubblica sicurezza per un periodo di tempo limitato. Al vertice non hanno partecipato rappresentanti del gruppo estremista né di Israele. C'era invece il presidente dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen. Trump aveva parlato della ricostruzione della striscia anche davanti ai membri della Knesset, il Parlamento israeliano. Poco prima Israele ha vinto tutto quel che poteva vincere, così il presidente americano, mettendo in evidenza il ruolo di Washington. Claudia Stamerra, GR1. E la giornata era iniziata con il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e la scarcerazione di 2.000 detenuti palestinesi. Il racconto della nostra inviata a Tel Aviv. Un'esplosione di gioia, canti, lacrime di commozione. Nella piazza degli ostaggi la folla ha seguito con il fiato sospeso le immagini sul maxi schermo. Il rilascio dei rapiti, divisi in 2 gruppi, il loro rientro in Israele, gli abbracci con i familiari dopo mesi di angoscia. L'atmosfera di festa si è però velata di tristezza quando è arrivata la notizia che la consegna delle salme degli ostaggi si fermerà per ora 4, già prese in carica dalla Croce Rossa invece delle 28 previste dall'accordo.
Il forum delle famiglie degli ostaggi ha chiesto di sospendere l'intesa con Hamas, ma la sua attuazione è comunque proseguita per tutta la giornata. Circa 2000 detenuti palestinesi sono stati liberati e riportati in Cisgiordania a Gaza, dove sono stati accolti da familiari in festa. Alcuni di loro, soprattutto gli ergastolani, dovranno lasciare il paese. Fa discutere il caso di Omer Yahya al-Karinawi, un 18enne di Gaza autistico rilasciato oggi dopo mesi di detenzione. La striscia tra le macerie di strade e palazzi è stata solo il teatro di questo nuovo capitolo di storia. Il suo futuro politico è ora nelle mani di chi negozia in Egitto. Da Tel Aviv con Massimiliano Savino, Azzurra Meringolo, GR1. E Sharm el Sheikh, unica donna, Giorgia Meloni, cui sono andati gli elogi di Donald Trump, pronti a fare la nostra parte su tutti i fronti, assicura la Premier, che parla di giornata storica per il Medio Oriente. La nostra inviata. Giorgia Meloni sottolinea il ruolo della diplomazia internazionale intorno a quello che definisce un successo di Donald Trump, con una stoccata ancora alle opposizioni. La pace si costruisce con i fatti e non con le parole. Su queste cose bisogna essere pragmatici, bisogna evitare tutto quello che può scaldare gli animi e tutto quello che può rappresentare un alibi. Bisogna essere molto lucidi adesso, molto lucidi, e questo è davvero un appello che faccio a tutti. Più vicino, se l'accordo reggerà, anche il riconoscimento della Palestina, sempre favorevole alla soluzione a due stati, ribadisce Meloni, che forte del contributo riconosciuto dell'Italia guarda ora a un ruolo nella partita per la stabilizzazione della regione, potenziare l'iniziativa Food for Gaza, aumentare la presenza militare se l'ONU lo chiederà. A margine del summit, Meloni partecipa a un vertice informale coi principali partner europei e i negoziatori in prima linea, Al-Thani ed Erdogan. A un bilaterale con l'egiziano Al-Sisi. Dal presidente americano incassa gli elogi, leader di successo, politico rispettato in Italia. Le parole di Trump. Sharm el Sheikh con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1. Una giornata storica per il Medio Oriente anche per i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana, per il vice premier Tajani, che assicura: lavoreremo perché due popoli, due stati non resti uno slogan vuoto. Sinistra quasi delusa dall'accordo, polemizza la Lega. La segretaria Dem Schlein parla di segnale di grande speranza e, come tutta l'opposizione, incalza il governo sul riconoscimento dello Stato di Palestina. 5 Stelle, bene l'accordo, ma non dimentichiamo il genocidio di Gaza. Per Verdi Sinistra l'esecutivo si intesta meriti che non ha. E intanto Donald Trump, a bordo dell'Air Force One, che lo riportava a Washington, conferma l'incontro venerdì alla Casa Bianca con il presidente ucraino Zelensky. Per il capo della Casa Bianca, il collega turco Erdogan, potrebbe svolgere, detto, un ruolo importante per chiudere la guerra come mediatore tra Kiev e Mosca. Ora le elezioni regionali in Toscana, dove viene riconfermato Eugenio Giani, PD primo partito, segue Fratelli d'Italia, preoccupa il crollo dell'affluenza. L'inviato a Firenze. Eugenio Giani vince, fa il bis ed esulta, una soddisfazione straordinaria. Vittoria annunciata, l'abbraccio sul palco del comitato con Elly Schlein e gli alleati per Giani. Ha vinto la Toscana illuminata e riformista. Campo largo vincente con 15% in più. Schlein sottolinea: da questa vittoria uniti inizia la riscossa progressista. Unico neo per tutti, affluenza 15 punti sotto al 2020. Dal centrodestra riconosce la sconfitta Alessandro Tomasi. Saremo disponibili a parlare, a discutere dei temi che riguardano il bene dei toscani. Abbiamo dato il massimo, sono soddisfatto della campagna. Giani apprezza anche le congratulazioni di Giorgia Meloni. La Premier ringrazia anche lo sfidante di centrodestra per averci provato e per la buona affermazione di Fratelli d'Italia al 26%, Lega sotto al 5%, niente effetto Vannacci perché, dice Giani, non ha colto lo spirito toscano, mentre il rieletto presidente sottolinea l'ottimo risultato del PD, primo partito, intorno al 35%. Da Firenze con Matteo Pedicini, Vasco Pirri, GR1. Manovra, si profilano 2 consigli dei ministri differenti, uno oggi per approvare il documento di programmazione di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre, un altro domani per limare fino all'ultimo le misure da inserire nella legge di bilancio, a partire dal nuovo contributo a carico degli istituti di credito. Sarebbe ancora in corso una mediazione tra l'esecutivo e le banche, l'ipotesi era di 5 miliardi, ma il punto di caduta potrebbe essere sotto i 3. A Palermo la marcia silenziosa promossa dai sindacati per dire basta alla violenza dopo l'omicidio sabato notte del 21enne Paolo Taormini. Intanto continuano le indagini per chiarire i contorni della tragica vicenda.
La pistola con cui ha ucciso Paolo Taormina, Gaetano Maranzano la portava sempre con sé perché Palermo non è una città sicura, ha dichiarato il 28enne, spiegando di aver sparato perché la vittima in passato avrebbe importunato la sua compagna. Lo conoscevamo appena, ha detto la sorella Sofia, che con il 21enne gestiva il pub dell'omicidio. Prima di essere ucciso con un colpo di pistola, Paolo Taormina sarebbe stato colpito alla testa da una bottiglia di vetro. Tentava di sedare una rissa, spiega suo zio. Hanno creato un po' di caos. È sceso fuori per sedare un po' gli animi, prende la pistola e l'ha sparata. Ha puntato poi la pistola anche alla sorella. Immagini riprese dalle telecamere del locale, filmata anche la fuga dell'auto fino allo Zen, il quartiere dell'aggressore e del suo gruppo di amici. Almeno 4 sarebbero indagati per favoreggiamento. Per dire basta alla violenza, ieri sera i sindacati hanno sfilato per le vie di Palermo insieme a 1 migliaio di persone. Simone Zazzera, GR1. Ancora cronaca, la procura di Treviso ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sulla neonata morta domenica in provincia di Treviso dopo un parto in casa. In poche ore un momento di gioia si è trasformato in tragedia. Una neonata è morta dopo un parto in casa a Borso del Grappa, Treviso. La procura di Treviso adesso ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte della neonata. Sotto la lente degli inquirenti ci sarebbero le 2 ostetriche, non appartenenti all'azienda sanitaria locale, che hanno assistito al parto. La bimba aveva avuto subito problemi, poi sfociati in uno shock emorragico. Trasferita d'urgenza in elicottero all'ospedale, la piccola è deceduta. L'episodio riporta l'attenzione sui parti in casa. Secondo la sindaca di Borso, Fiorella Ravagnolo, la causa della morte sarebbe una sindrome genetica e non altro. Francesco Benazzi, direttore della ULS 2, commenta così ai microfoni della sede regionale. Che per quanto professionalmente siano brave e capaci, come immagino sia queste 2 persone, chiaramente se c'è un esempio, una distrocia di spalla che può capitare, in 9 minuti bisogna fare un cesareo. In questo caso qua sarebbe stato impossibile. Simona Decina, GR1. Tensioni e scontri a Milano ieri davanti a Palazzo Marino dopo la bocciatura in Consiglio Comunale della mozione per interrompere il gemellaggio con Tel Aviv e i rapporti istituzionali con Israele. Decine di manifestanti riuniti in un presidio hanno spinto contro le transenne. Le forze dell'ordine sono intervenute usando anche manganelli. Udine allerta invece a Udine per la partita di questa sera Italia-Israele. La manifestazione pro-Pal, previsti 10.000 partecipanti, 1.000 gli agenti schierati. Il meteo, in arrivo giornate con tempo variabile, in particolare al sud. Le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Tempo che inizia a peggiorare soprattutto sulla Sardegna e sulla Sicilia. Resta invece stabile sul resto del paese, dove avremo un sole abbastanza diffuso. Domani e dopodomani maltempo per le isole e tutto il meridione. Poi andremo nella direzione del miglioramento, mentre nel weekend nuove piogge potrebbero tornare a interessare le 2 isole maggiori e il meridione ionico. Oggi la visita ufficiale di Papa Leone XIV al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalle elezioni al soglio pontificio Leone XIV ha incontrato diverse volte il Capo dello Stato a partire dalla messa d'inizio pontificato dello scorso 18 maggio. Per l'Italia ci sarà anche la Premier Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il racconto della visita in diretta dalle 11 qui su Rai Radio 1. Lo dicevamo, stasera Udine, Italia e Israele in diretta qui su Rai Radio 1 dalle 20:45. Gli azzurri cercano la vittoria che garantirebbe la certezza degli spareggi mondiali. Ai nostri microfoni il CT, Rino Gattuso. Sono rimasto contento di quello che abbiamo fatto in Estonia. C'è da pedalare perché si giocano tutto anche loro. Sappiamo che da metà campo in su ci possono mettere in difficoltà. Hanno 3-4 giocatori molto bravi tecnicamente, riescono sempre a saltare l'uomo, veloci. C'è da fare una partita seria. La musica prosegue il tour dal vincitore dell'ultimo Sanremo. Tornerà quando ci bastava. Olli oggi e domani a Roma con un concerto nel quale potrà presentare l'album Tutta Vita con le 5 canzoni aggiunte nell'ultima versione. Il gran finale nello stadio della sua città, Genova, per coronare un anno straordinario, anche se il cantautore resta con i piedi per terra. In questo momento gli artisti che mi ispirano di più sono le persone normali, che non sono artisti, quindi la vita di tutti i giorni. Cerco ancora di andare al bar a prendere il caffè e mi capita spesso di parlare con gente che incontro, che mi ferma per salutarmi o per chiedermi magari la foto e parlare di vita. Sono
Sono le 7:14, la linea Vora ai GR regionali, poi Radio Anch'io. In primo piano la firma della pace a Sharm el Sheikh e la liberazione degli ostaggi israeliani, dei detenuti palestinesi. In chiusura poi una breve riflessione sulle elezioni regionali in Toscana. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata. Prossimo GR come sempre alle 8.